Sorfinanzierisi di su comando provinciale di Nugoro hanno fatto un'altra operazione per contrastare l'evasione fiscale. Sor militare della compagnia di Nugoro, in sintesi di uno scanto scontrolloso, hanno scoperto che un'impresa di Nugoro che traballa in su settore commercio di articoli de regalo e prosadommo non ha declarato balanzo sopra €800.000. Sar verifica hanno permesso di averguare chi sa ditta in sa declarazione del reddito del 2014 ha declarato una perdita fiscale ma non sorbalanzoso. Sempre in sintesi deso scontrollo desa ricevutas e deso scontrinor fiscales, sor militares hanno scoperto che l'azienda, a mancare essere tancata deso 2014, si chiata a vendere merce in su magazzino del proprietà senza declarare su balanzo a su viscu. Soscussi zerisi regionale del PD Daniela Vorma, Lorenzo Cozzolino, Luigi Ruggeri e Rossella Pinna in una nota pedini de convocare direttus a commissione sanidade pro averguare che in assessore Arrus istruttoria desa rete ospedaliere sa scontrariedade desu Ministero desa Salute. Soscussi zerisi annunziano a battaglia pro difendere esa riforma approvata desu Cussizzu regionale chi previditi su mantenimento desos ospitaler minorese e suddea de primo livello pro su presidio ospedaliere Santo Francisco de Nugoro. Amus a facer de tottu pro difendere esa riforma desa rete ospedaliera bottata de su Cussizzu ca non deppimus applicare tottus os requisios previdior de su decreto 70 de su 2015 e stannare de su regolamento chi definiti sosi standard chi pertoccano s'assistenza ospedaliera. Iscrivene in sa nota sos Cussizerisi. Amus traballau meta pro modificare su progetto di riforma ascoltando esa richiesta de sos operadores de su settore e adattandolo a sorbisonzo reale de sos territorios, totto in su rispetto prenu desar derogas a previdiar des articolo 13 prosa regiones ai statuti speciale e procussas a chi si piccan in garrigu tottus orgastos desa sanidade. Sormastro de cucina de campagna amica, che in sas ideas hanno ad ora sissoro, hanno mostrato che sapetta de berbeche, un prodotto che rappresenta uno dei suoi simboli identitari della Sardegna, si può fare in attera maniera al foraschi in cappotto a cassola. Ma hanno mostrato vinzas che sa produzione zootecnica potete esprofettu, facendo apprezzare sapetta de berbeche fora desas occasioni tradizionali, e rebottas e atterar festas. Custas sa spunnas de su pecora dei, sa die dedicata a berbeche, sa manifestazione fatta eris in Prata Satta in Nugoro promovia da esa col diretti provinciale, campagna amica, che in sa zudu desa Camera de Commercio e desu Comune de Nugoro, e che sta andata a mezzo spuru desa die dedicata a Sanzone, che sti stata fatta a Saccabu de Tribulasa. Sinzale che sos produttos agroalimentares desa tradizione sarda sono apprezzati ormai da esos sardos e da esos turistas, mescamente si posta sparisi a sapore novoso. E proprio cussu anavattus ormastror de cucina de sos agriturismos su pinnettu de vonne istentaler de Nugoro sedilesu de Mamuiada, che in su coordinamento de Battistino Menneas de su ristorante Monti Blu de Nugoro. Sapetta de berbeche la navatta a ispideddoso, la impreada pro cundire sor macarronese, esas costicheddas a lasagna impanadas e frissas. Tottu accumpanzao kin birras artesanas e binu, e da esa musica desa Bette de Band. Sordeputados de Forza Italia Pietro Pittalis e Ugo Capellacci hanno presentato un'interpellanza su prasavvertenzia Air Italy a sul Ministro di Sviluppo Economico e de sos Trasportos Di Maio e Toninelli. In s'interpellanza pedinis a convocazione urgente a su Ministero di Sviluppo Economico de una mesa de confronto che in su Ministru, s'azienda, sas istituzioni regionali e locali interessadas, de sa rappresentanza sindacales pro discutere e ottenere amparo de sos postos de traballo e s'avvio di un confronto supra su piano industriale nuovo. S'obiettivo est de evitare sa tramuda de su quartieri generale de sa compagnia e de sos 51 dipendenti dell'aeroporto de Saligera a Siscalu de Malpensa de Milano. Secondo sos deputados de Forza Italia, che in su piano industriale nuovo presentato da azienda, sa riscu est su dimensionamento de sa compagnia aerea in Sardegna. I seperos o chi di anare conseguenze economicas e occupazionali graves pro sa regione.
e mescamente prosagadura, un affronto pesante e prosisula che dia perdere una parte importante dell'economia sua. Sas esportazioni delle imprese sardas in su secondo trimestre del 2018 hanno registrato 8,1% in prusu, senza contare sas produzioni petrolifere. Questo su chi si campo da esordatos Istat che pertoccano su commercio estero. Rispetto a su secondo trimestre del 2017, sas importazioni invece sono minimadas del 2,9%. Prosa e battor portas in fila a pare, sas esportazioni sardas sono in crescita in su secondo trimestre dell'anno, iscrive Tesa Regione in una nota. S'assessora s'industria Maria Grazia Pira sannao che questo è un altro dato positivo registrato in sas esportazioni. Sas aziones e sos interventos attuaus in questos ultimos 4 annos hanno battido risultados che non nos isettavamos, ata sottolineaus assessora. Oramai è scraru che sas esportazioni sono creschias e in medas casos semus resessios a ponne spari sas impresas all'ir facer rette per arribare a mercato novos che in prospettiva armannas pro chi è cheret aumentare sos affares. Semus sa 3 regioni in Italia pro sos investimentos a sustento de sas aziendas che punnan as esportazione ata concluius assessora Piras. Finzas a commo amus accumpanzao prudes schentos aziendas a entrare in mercaos esteros novos.